Il presidente nazionale di Confindustria, Giorgio Squinzi, a Catania per l'86esima Assemblea Generale dei soci etnei, incalzato dai giornalisti, ha parlato di diversi temi. Primo fra tutti, le tragiche conseguenze del terremoto in Emilia con i capannoni crollati finiti sotto accusa. Mi sembra questa polemica che sta montando, mi sembra molto artificiosa perché i capannoni, poi li avete visti anche dalle fotografie che si sono viste sui giornali oggi, erano una assoluta normalità. La zona non era classificata come particolarmente sismica, io personalmente sono incline naturalmente col dispiacere e la tristezza per le vittime che ci sono state ad escludere in gran parte malafede, soprattutto da parte imprenditoriale. Squinzi ha poi parlato della questione meridionale, ma anche dello stabilimento di Termini Imerese. Ho confermato la gestione ad Antonello Montante, tra l'altro vorrei anche ricordare che il Sud è molto ben rappresentato, forse più rappresentato che mai nella mia squadra, in quanto oltre ad Alessandro Laterza abbiamo anche assegnato la delega per l'education a Ivan Lobello, quindi direi che io personalmente nel Sud ci credo, è una delle risorse del nostro Paese che noi dobbiamo utilizzare forse meglio di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Su Termini Imerese io credo che nel passato si fosse creato un polo di eccellenza, di maestranze, di lavoratori capaci e determinati. Io mi auguro che si possano realizzare di nuovo degli investimenti sul sito di Termini Imerese per ritrovare una corretta utilizzazione di qualche cosa che era molto positivo nel passato.